scriverò una lettera proprio in questi giorni, visto che c'è stata un'emergenza sanitaria, visto che abbiamo rischiato e abbiamo pagato un conto salatissimo, credo che sia doveroso continuare quel processo di svuotamento. L'ex caserma Serena è ormai Covid-free, ma anche se l'attenzione si è spostata altrove, il sindaco Conte resta determinato a veder svuotare il centro di accoglienza ai confini tra Treviso ed Osson, uno dei principali focolai Covid in Veneto, teatro quest'estate di disordini e tensioni. Conte invierà una lettera al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, di cui ha sempre lamentato l'assenza nei giorni caldi dell'emergenza sanitaria. Spiegherò gli effetti di quello che è successo nella città e soprattutto spiegherò quali sono i progetti futuri della città per quella struttura. Anche se il contagio è passato, dunque il sindaco invita a non perdere di vista l'obiettivo. Deve continuare quel processo di svuotamento iniziato dall'allora ministro Salvini. Ricordo che erano più di 800 le persone all'interno della caserma, Salvini in pochi mesi era riuscito a portarle a 270 e oggi dobbiamo riprendere quel lento ma costante processo di svuotamento che consentirà quindi di riappropriarci della caserma Serena e magari destinarla ad altri tipi di progettualità, magari legati alla residenza sociale o quant'altro.